essere venuti. Progress vi ringrazio per la partecipazione. Questo è il secondo appuntamento di vari appuntamenti che stiamo già organizzando. La scorsa volta abbiamo fatto un appuntamento sulla zona franca con l'avvocato Scifo e oggi parleremo dell'argomento democrazia e partecipazione. Ci aiuterà a dare formazione in questo argomento l'avvocato Roberto Boi di Cagliari, laureato alla Bocconi di Milano. Attualmente collabora in vari progetti su questo argomento, quindi ci spiegherà i vari tipi di partecipazione attiva dei cittadini e i suoi lavori che sta facendo attraverso il centro studi per la democrazia partecipativa. Grazie. Buonasera a tutti, vorrei ringraziare prima di tutto Progress che ha organizzato l'evento, insomma, dalla possibilità di essere qui a chiacchierare di questo argomento. Allora, tenterò di essere breve perché in realtà l'argomento è molto complesso e molto ampio, quindi ci sono un sacco di possibilità di svilupparlo. Noi cercheremo di incentrarci sul bilancio partecipativo, che è lo strumento partecipativo di cui io mi occupo con l'associazione Centro Studi Democrazia Partecipativa. Il taglio che darò alla discussione comincerà, diciamo, dando un accenno su quali sono i problemi della odierna democrazia, che è il modello liberale democratico. Vedremo quindi come la democrazia partecipativa si propone di risolvere le storture di questo modello. Infine tratteremo il bilancio partecipativo, in particolare il caso che noi stiamo portando avanti come associazione, uno dei casi, che è il bilancio partecipativo di Canegrate, che è il caso di cui abbiamo uno storico più consistente, di cui quindi possiamo vedere poi quali sono stati gli effettivi risultati che sono stati conseguiti grazie appunto al bilancio partecipativo. Quindi, per cominciare, cos'è la democrazia? Se volete, se qualcuno ha un'idea cerchiamo di fare una discussione interattiva, non vorrei essere, anche se sono qua seduto in alto, non vorrei essere l'unico a parlare. Vabbè, mandaci le scialuppe e poi provvederemo a Allora facciamo questa carrellata. Che cos'è la democrazia? Sicuramente una forma di Stato, è la forma di Stato che oggi è più diffusa al mondo, prevede varie caratteristiche, tra le quali la presenza di rappresentanze elettive, elezioni libere ed eque, suffragio universale. Così sembra che sia appunto un modello, una forma di Stato che viene utilizzata così da tutti. Che cos'è? È un'invenzione, perché sicuramente la democrazia noi la utilizziamo come un modello statico, pensiamo che sia è anche un po' un assunto, pensiamo che sia il massimo livello di forma di Stato concepibile oggi odiernamente. In realtà si basa su dei presupposti. Per come è attuata oggi è una delle sue immagini. La democrazia si evolve nel tempo, la democrazia nasce con il tramonto dello Stato assoluto, assume varie vesti e arriviamo a quella di oggi che è appunto la forma democratica liberale. È una mentalità, è soprattutto una mentalità, perché dietro la democrazia possono starci varie mentalità con la quale questa viene portata avanti. Nella democrazia liberale sappiamo che lo strumento fondamentale è appunto l'esercizio della delega. Noi cittadini andiamo al voto ogni 5 anni o ogni 4 anni, è l'unico modo in cui esercitiamo il nostro potere di cittadini, l'unico modo in cui possiamo partecipare, oltre ovviamente ad altri strumenti che sono stati disposti col tempo, proprio per cercare di arricchire il modello democratico. Quindi ci sono dietro delle mentalità. Una mentalità può essere quella della delega, una mentalità può essere invece quella che spiegheremo oggi, che è quella di far partecipare i cittadini in modo più attivo e in modo più consistente al governo di uno Stato o di un ente locale. La democrazia è partecipazione, possiamo sicuramente dire questo. Quindi perché diciamo che la democrazia è partecipazione? Perché ciò che si può cogliere attraverso tutte le trasformazioni del modello democratico è appunto questo arricchimento del circuito democratico dato appunto sempre da una maggiore partecipazione
siamo partiti dallo Stato assoluto, che vedeva appunto il re, a volte in contrapposizione con un Parlamento che costituiva più che altro un organismo di dialogo, di confronto contro il potere assoluto, e con la democrazia liberale, che inizia appunto con la fine della Rivoluzione francese, abbiamo l'ingresso di alcuni interessi, che sono gli interessi dei borghesi, appunto, che si contrappongono a quelli dello Stato assoluto. Cosa succede nel Parlamento liberale? Nel Parlamento liberale ciò che succede è che i rappresentanti non hanno un vincolo di mandato e dovrebbero esprimere quello che è l'interesse generale della nazione. Quindi loro, senza dialogare ovviamente con i ceti subalterni, si fanno portatori di questo interesse generale che dovrebbero appunto costruire all'interno del Parlamento, operando una sintesi. Questo però non è mai stato sufficiente. Quindi cosa succede? Col suffragio universale noi abbiamo il conferimento del potere di voto ai ceti subalterni e quindi ci ritroviamo fondamentalmente con tre poteri. Abbiamo i borghesi, abbiamo i nobili che sono sempre all'interno del Parlamento all'inizio del Novecento e abbiamo l'ingresso del terzo Stato, abbiamo la formazione dei partiti che sono il primo canale, la prima cerniera tra quello che è il popolo reale e quello che invece è rappresentato dal potere, ma anche questo a seguito di prima e seconda guerra mondiale poi sembra non essere più sufficiente. Abbiamo quindi il comparire, il farsi avanti delle lobby con cui si intendono generalmente tutti i gruppi di interesse organizzati, quindi a partire dai sindacati per arrivare ai gruppi degli imprenditori. Sono sempre interessi forti che comunque si riservano di dialogare col potere senza, o perlomeno rappresentando solamente degli interessi di categoria, degli interessi particolaristici, quindi sembra che anche se andiamo con questa evoluzione partecipativa in realtà poi ci allontaniamo sempre di più da quella che dovrebbe essere una reale partecipazione dei cittadini al governo dello Stato. Questo nonostante sia anche sancito dalla Costituzione che la nostra partecipazione dovrebbe essere effettiva. Arriviamo quindi ai movimenti che raccolgono un pochino la protesta, raccolgono un pochino la voce di coloro che non riescono a trovare poi un reale sfogo all'interno delle assemblee elettive. E in ultimo abbiamo altri strumenti istituzionali come per esempio le partecipazioni al procedimento amministrativo, che qua in Italia è sancita dalla legge 241 del 1990, e gli istituti di democrazia diretta. Ora, perché tutto questo è insufficiente? È insufficiente perché si tratta di strumenti partecipativi che in realtà non consentono al cittadino di dare la sua espressione diretta, di far confluire le sue idee all'interno delle assemblee elettive. Il procedimento amministrativo fa entrare all'interno della formazione di un atto amministrativo solamente coloro che portano degli interessi specifici. La partecipazione è molto difficile, non è sicuramente semplice e quindi non è consentito a qualunque cittadino di dire la propria, e gli istituti di democrazia diretta raccolgono in sé vari problemi che adesso non stiamo ad esaminare, ma giusto per citarne qualcuno. Abbiamo i problemi come quelli della raccolta firme, solitamente deve essere fatta entro tempi molto brevi. Abbiamo i problemi dei quorum, quindi quorum sia costitutivi che quorum deliberativi. Scusate, un po' la bocca asciutta per l'emozione. Insomma, la democrazia diretta non rappresenta sicuramente degli strumenti che sono utili ad un rapporto costante ed interattivo con le istituzioni. Quindi abbiamo detto, la democrazia liberale è in crisi. Perché? Perché già all'interno dei partiti, anzi già tra i partiti, c'è una competizione, la competizione per accaparrarsi il maggior consenso possibile. Quindi questo già di per sé ha portato fin dall'inizio dello sviluppo dei partiti ad assumere certe vesti, come per esempio i catch-all parties, che sono quei partiti che tentano di recuperare l'elettorato marginale, quindi gli indecisi che non sanno a chi votare. Il programma del partito viene costruito in modo tale che si possa catturare il più consenso possibile tra le opinioni dei cittadini che non sanno esattamente a chi affidare il loro voto. Competizione tra gli stessi partiti che quindi adottano ogni tipo di strategia per combattersi tra di loro. I partiti al loro interno ovviamente hanno anche dei problemi di democrazia interna, di solito ci sono degli apparati dirigenziali verticistici,
non c'è una reale espressione della cittadinanza se non quella degli iscritti, quindi insomma anche i partiti non riescono poi a operare quella reale sintesi che dovrebbero operare tra tutti i cittadini. Questo causa una fuoriuscita dai partiti verso altri tipi di partecipazione. Ci sono dei problemi sicuramente di comunicazione. Dagli anni 60 i partiti hanno adottato una comunicazione che è quella più che altro a senso unico. Quindi noi cittadini stiamo semplicemente ad ascoltare quello che ci dicono i partiti, dobbiamo essere convinti dal loro programma elettorale, che di solito viene costruito in modo appunto da accaparrare più elettorato possibile, e la comunicazione stessa diventa quasi più simile al marketing, come se si dovesse presentare un prodotto più che insomma una proposta progettuale concreta di ciò che si vuole portare avanti in termini di politica. Abbiamo anche qua all'interno del Parlamento abbiamo la pressione delle lobbies che si organizzano, come abbiamo detto prima, come poteri forti e organizzati. Cos'è il male? Il male è che vengono lasciati fuori tutti gli interessi che non riescono poi ad organizzarsi come le lobbies, che invece hanno la possibilità di andare direttamente a bussare alle porte del politico, ovviamente facendosi portavoce delle persone, delle categorie che rappresentano, che vanno a bussare all'interno del palazzo del potere, all'interno dei corridoi del potere, per ottenere le risorse per attuare i loro programmi. Ovviamente abbiamo anche i problemi relativi alla corruzione, con cui intendiamo tutto ciò che insomma i politici fanno tra corruzione, concussione, peculato, quindi insomma un uso distorto delle risorse pubbliche e sicuramente della delega. Abbiamo dei problemi esterni a quelli che si configurano all'interno dei partiti, che sono la globalizzazione, che la globalizzazione ovviamente non è da vedere solo come un male, ci permette di stare in contatto, ci permette di scambiare le informazioni in modo rapido, ci consente di capire quali sono le esperienze che accadono in tutto il mondo. Dall'altra parte però la globalizzazione che cosa fa all'interno sullo Stato? Quello che fa è attirare dal livello nazionale a livello sovranazionale tutta una serie di decisioni che vengono prese da degli organismi che non hanno alcuna legittimazione democratica, in quanto spesso i personaggi che popolano questi organismi internazionali sono delle persone che vengono o scelte dai governi stessi o che finiscono a comandare insomma senza alcuna legittimazione democratica, quindi senza che noi cittadini possiamo dire la nostra. Abbiamo il problema dell'economia capitalistica, che sebbene sia in un primo momento un propulsore della democrazia, dei diritti e forse anche un pochino in modo propagandistico è stata utilizzata l'economia di mercato dagli Stati Uniti per pubblicizzarsi come una democrazia efficace e attenta alle esigenze di tutti, soprattutto dopo gli anni 50, quindi parliamo di conferenza di Bretton Woods, insomma l'imposizione di un modello globale basato appunto sull'economia di mercato capitalistica. Abbiamo una terziarizzazione dei personaggi, di tutti i personaggi che popolano gli stati. Abbiamo la riduzione dell'individuo a mero consumatore, che si fa consumatore sia di prodotti ma che si fa consumatore anche di ciò che offre il mondo politico. Quindi, come abbiamo detto prima, anche la comunicazione assume proprio questa tipologia di interazione proprio per convincere il cittadino consumatore a consumare anche il programma politico come se fosse un prodotto. E infine abbiamo il postmodernismo che ha proceduto, diciamo, ad una relativizzazione delle istanze, facendoci perdere insomma i concetti di bene comune e quello che può essere condiviso tra di noi. Diventiamo tutti degli individui con delle proprie aspettative, con delle proprie idee, e ci sembra impossibile raggiungere una sintesi che poi possa organizzare un processo di decisione politica. Quindi, come misuriamo questa crisi di legittimità? La misuriamo in questi termini. Il punto è che con input noi intendiamo la nostra partecipazione, quindi quello che noi come cittadini diamo all'interno del mondo politico. In un ideale al 100% che è rappresentato dalla linea tratteggiata, questi input si traduce all'incirca in un 80%. Tassi di partecipazione alle elezioni. Ovviamente di questi tempi possiamo anche ovviamente ridurre, dato che l'astensionismo è costante e sempre più consistente. Le persone si allontanano sempre di più dalla politica, ma
Che cos'è quel piccolo cerchio lì che è rappresentato dall'output? L'output è il grado di rispondenza delle politiche adottate dallo Stato nei confronti degli interessi dei cittadini. Abbiamo questo totale scollamento, anche se siamo in tanti a partecipare, le decisioni che vengono adottate a livello politico spesso non ci soddisfano. E difatti l'output si può misurare in una percentuale nell'ordine del 20%, nel senso come grado di rispondenza positivo alle politiche che vengono adottate. Quindi, perché arriviamo a parlare di democrazia partecipativa? Arriviamo a parlare di democrazia partecipativa perché questa si presenta come una delle possibili soluzioni alla crisi della democrazia liberale. Si fonda sull'inclusione, la democrazia partecipativa. L'inclusione è il principio base. Perché? Perché innanzitutto abbiamo un cittadino non professionista, che è non professionista della politica. Quindi un cittadino che può portare all'interno dei canali decisionali la propria esperienza, le proprie competenze e la propria visione. Perché la democrazia liberale, anche se viene intesa come sintesi dell'interesse generale, in realtà è comunque una visione di parte. Chi sta al potere gode, insomma è un termine che sembrerebbe richiamare qualcosa di positivo, ma in realtà in questo caso non lo è, gode di asimmetria informativa, perché appunto non ha una rappresentazione degli interessi completa all'interno delle proprie istituzioni. Quindi l'inclusione garantisce prima di tutto al cittadino non professionista di poter avere voce all'interno dei processi decisionali. È un canale d'accesso verso i luoghi di decisione, quindi, in quanto permette al cittadino di interloquire con l'organo politico e quindi di essere preso in considerazione. L'inclusione inoltre mira principalmente al problem solving, quindi non si tratta di parlare di programmi astratti di politica o di progetti troppo sul lungo termine. Questo forse può essere anche un aspetto critico per adesso, ma tramite la sperimentazione degli strumenti partecipativi, insomma, si spera che pian piano il cittadino riesca anche ad avere un'idea di quella che può essere una programmazione politica a lungo termine. Comunque, perché il problem solving? Perché di solito l'inclusione si configura come uno strumento che ci consente di risolvere delle questioni pratiche, pragmatiche, e quindi orientato prima di tutto alla soluzione di un problema che viene percepito in modo abbastanza consistente dai cittadini. Rappresenta sicuramente un diverso modo di partecipare. Come abbiamo detto, è una democrazia che è fatta di idee e di progetti, quindi non è una democrazia che si concentra intorno ad un personaggio, intorno ad un'ideologia o intorno ad un programma politico che di solito porta dentro di sé così tanti elementi che poi è difficile distinguere quale sia veramente diciamo i sensi univoci di questi programmi, tanto che anche gli elettori stessi spesso si ritrovano a votare un partito ma non essere poi sicuri di tutti i punti che questo partito porta avanti poi nella sua attività decisionale. L'omino di sotto, insomma, rappresenta un pochino il dilemma del cittadino. I politici devono decidere o i politici devono far decidere? Quello a cui assistiamo oggi principalmente è che il politico deve decidere, il politico riceve la delega, la società civile di solito viene intesa solamente come un insieme di organizzazioni, un insieme di lobby, un insieme di gruppi di interesse che vanno a bussare alla porta del politico per vedere soddisfatti i propri interessi. Come vediamo qua, presenta le proprie richieste alla società civile in campagna elettorale esigendo che vengano prese in carico. Invece c'è un'altra mentalità, tornando alla prima slide, quando si parlava appunto di mentalità differenti che possono stare dietro ad un processo democratico. L'altra mentalità è che i politici devono far decidere. Il politico assume un ruolo di interlocutore, un ruolo di facilitatore ed un ruolo di promotore di tutte quelle capacità che si possono ritrovare all'interno della società civile intesa come insieme di cittadini che sono sì individuali perché sono portatori di interessi diversi, ma sono cittadini che hanno bisogno appunto del soggetto politico perché possano essere messi in comunicazione, possano quindi dialogare tra di loro per elaborare delle idee e dei progetti concreti che possano essere attuati con un maggior grado di consenso. Quindi qua abbiamo costruzione di un bene comune, diverse forme di aggregazione e un diverso modo di rappresentare. La costruzione di un bene comune, perché la democrazia partecipativa tra i suoi principi mira principalmente ad uscire dai particolarismi. Quindi i cittadini non si riuniscono per far valere ognuno la propria idea e pretendere che la propria esigenza venga soddisfatta. La democrazia partecipativa mira a farci incontrare, noi come cittadini,
mira a farci discutere, a farci ritrattare le nostre posizioni, ad uscire dai nostri interessi particolaristici per arrivare agli interessi che stanno dietro alle nostre posizioni. Quando si dialoga a livello di interessi, noi abbiamo la possibilità di cogliere quali sono gli interessi che realmente condividiamo e quindi arrivare alla possibilità di costruire un bene comune. Diverse forme di aggregazione, perché non si tratta della semplice aggregazione del consenso tramite il voto, ma si tratta di un'aggregazione che si sviluppa, come abbiamo detto prima, attorno alle idee e attorno ai progetti. Quindi i cittadini hanno la possibilità di costruire il loro consenso, ma è anche un'aggregazione materiale, perché la democrazia partecipativa mira a creare delle occasioni di confronto tra i cittadini. Un diverso modo di rappresentare, come dicevamo prima, è un diverso modo del politico di rappresentare la cittadinanza, perché non la rappresenta più come, cioè la rappresentazione non è più il risultato della delega del cittadino, ma la rappresentazione si fa come rappresentazione dell'interesse generale, quindi è una rappresentazione che mira a far arrivare i cittadini alla costruzione di questo bene comune. Quindi questa slide è abbastanza eloquente. La democrazia partecipativa mira a risolvere il problema che noi vediamo a sinistra. Di solito quello che succede quando i cittadini sono scontenti è quello di manifestare, quello quindi di portare avanti una richiesta di fronte al politico. Il voto viene percepito esclusivamente come un voto che autorizza il politico ad essere delegato a prendere qualsiasi tipo di decisione, perché la delega in realtà, anche se risponde ad un programma, è una delega in bianco. Il politico non si trova a lavorare a portare avanti un progetto o a portare avanti una determinata idea concreta, ma si trova a dover portare avanti diversi progetti, diverse idee in nome di un ideale che sta al di sopra a volte dei termini pratici. Il canale di comunicazione è unidirezionale. Il cittadino dà il voto al politico e il politico comunica in modo a senso unico con i cittadini. Quindi quello che otteniamo è che i cittadini non si aggregano tra di loro, i cittadini non comunicano, ma la loro unica forma di partecipazione e di coinvolgimento risulta quella appunto del dare il voto e del stare ad aspettare che il politico assecondi le esigenze dei cittadini. Quello che succede invece con la deliberazione è una costruzione. È una costruzione di progetti ed è una costruzione di idee, perché noi mettiamo insieme i cittadini che fanno rete per arrivare a delle idee che siano condivise da tutti. Quindi anche qua la figura di sotto è eloquente: i cittadini sono in connessione, i cittadini sono in comunicazione per sviluppare delle idee. Questa è la scala di Arnstein. Arnstein ci presenta questa scala perché spesso dagli anni 70 all'incirca la democrazia partecipativa viene utilizzata anche come slogan. Nel senso, spesso sentiamo parlare dell'implementazione dei processi partecipativi, sentiamo parlare di democrazia partecipativa, ma poi non capiamo esattamente cos'è questa democrazia partecipativa. Non capiamo a che principi si rifà e non capiamo a volte quale sia la differenza tra il potere che possiamo avere reale di decisione all'interno del canale decisionale o invece quello che può essere semplicemente una nostra consultazione. Quindi a volte il cittadino viene consultato, viene ascoltato, ma poi questa consultazione si perde all'interno del canale decisionale. Cioè il politico ci dà l'idea di ascoltarci, ma in realtà la nostra voce, la nostra idea non viene presa realmente in considerazione o comunque non entra all'interno di un canale strutturato che poi possa portare ad avere un reale peso a questa voce che viene espressa dal cittadino. Quindi questa scala ci fa vedere appunto i vari livelli di coinvolgimento. Andiamo dalla semplice informazione alla consultazione, al coinvolgimento, e poi abbiamo gli ultimi due gradini che sono quelli precipui della democrazia partecipativa, nel senso cooperazione. L'istituzione politica si impegna a tener conto di quanto è stato espresso dai cittadini. Questa è una forma che noi ritroviamo spesso in numerosi strumenti partecipativi e anche all'interno di alcune leggi regionali che sono state adottate in Italia. Parlo della legge 69 del 2007 della Regione Toscana e della legge regionale 3 2010 dell'Emilia Romagna. Impone ai comuni, agli enti locali in generale che portano avanti i processi di democrazia partecipativa di tener conto delle espressioni della cittadinanza all'interno di processi strutturati che mirino a far sì che la voce del cittadino non sia una semplice consultazione.
Infine abbiamo la capacitazione, che è il vero e reale empowerment, dove è il cittadino, dove sono i cittadini che prendono la decisione finale. Semplicemente l'organo politico si impegna a realizzarlo, ed è quello che succede col bilancio partecipativo. Quindi, che cos'è la democrazia partecipativa? Questa è una definizione di Umberto Allegretti, che è appunto un giurista studioso dei processi partecipativi, che ci dice che la democrazia partecipativa, questa l'ho voluta mettere per fugare ogni dubbio, nel senso, quando parliamo di democrazia partecipativa parliamo di questo, tutto quello che sta al di fuori non è democrazia partecipativa, è qualcosa che potrebbe avvicinarsi ma in realtà non lo è. Quindi è un relazionamento tra società e istituzioni, quindi significa che la società dialoga con l'istituzione, comporta un intervento di espressioni dirette all'interno del processo decisionale e, cosa più importante, la finalità è quella di ottenere un risultato unitario e cooperativo. Quindi abbiamo l'istituzione che coopera con il cittadino per giungere ad una decisione che sia condivisa da entrambi. E alla fine viene espressa in una decisione pubblica, che appunto è l'espressione massima del potere amministrativo. La decisione, una volta presa, deve essere realizzata. Questo riassume un pochino questa spirale, quello che è oggi la democrazia partecipativa e quello che era un tempo. La democrazia partecipativa nasce alla fine degli anni '80, nasce come degli esperimenti che vengono portati avanti nel tempo. Da questi esperimenti noi abbiamo ricavato tante indicazioni utili che ci hanno aiutato a migliorare pian piano i processi partecipativi per renderli sempre più inclusivi, sempre più strutturati e sempre più efficaci. Hanno bisogno ancora di essere sperimentati però, perché sarebbe un'ipocrisia dire che la democrazia partecipativa è un miracolo o è una panacea che guarisce i mali della democrazia liberale. In realtà la democrazia partecipativa produce tanti buoni risultati, però in realtà necessitiamo ancora di tanta sperimentazione, quindi c'è bisogno di amministratori che si mettano in gioco e che vogliano portare avanti queste sperimentazioni. Cosa abbiamo ottenuto con queste sperimentazioni? Abbiamo ottenuto l'enucleazione di principi, che sono i principi che devono guidare tutte le pratiche partecipative per giungere a dei risultati che siano un minimo concreti. Quindi quali sono questi principi? La massima inclusione possibile. Il processo partecipativo non deve includere solamente determinate categorie, come possono essere per esempio i gruppi di interesse, come abbiamo detto prima, quindi associazioni di lavoratori o sindacati piuttosto che è sbagliato usarlo così, quindi sindacati o altrimenti gruppi di imprenditori. Non sei all'accademia, vai tranquillo. Grazie mille. Sì, è meglio essere informali. Quindi massima inclusione possibile, tutti devono avere la possibilità di esprimere la propria voce all'interno di un processo partecipativo. Gli escamotage che vengono utilizzati sono tanti, abbiamo le partecipazioni a porta aperta, che non vietano la partecipazione a nessuno, nel senso chiunque voglia inserirsi ed esprimere la propria opinione può. Qual è il problema della partecipazione a porta aperta? Il problema è che spesso sono solamente i cittadini super attivi che partecipano, quindi quelli che godono di molto tempo libero o i simpatizzanti politici, oppure delle persone che hanno magari anche dei secondi fini da portare all'interno di un processo partecipativo per vedere realizzate le proprie proposte. Abbiamo ancora degli esempi come possono essere quelli di vedere coinvolti dei rappresentanti di idee, quindi se noi abbiamo per esempio una decisione che provoca un particolare conflitto, così per esempio come può essere le trivellazioni di Arborea, coinvolgiamo solamente delle persone che magari sono appunto i portavoce di determinate posizioni all'interno del conflitto. Abbiamo infine altri esempi che possono essere per esempio l'estrazione a campione dei cittadini, quindi chi si occupa dell'estrazione tenta di costituire un campione il più rappresentativo possibile. La cosa migliore è cercare ovviamente di arrivare a degli strumenti, a delle idee, a degli escamotage che possano incentivare la popolazione a partecipare. Un altro dei principi dei processi deliberativi è quello che deve vedere la presenza di un momento deliberativo all'interno dello svolgimento del processo partecipativo. Cosa significa momento deliberativo? Significa che noi cittadini ci ritroviamo tutti assieme e tramite delle regole che sono elaborate da sociologi e politologi noi cerchiamo di arrivare ad un confronto che sia regolato e che ci permetta di esprimere delle opinioni iniziali che possano essere
messe in discussione durante la deliberazione con gli altri cittadini. Quindi significa che noi arriviamo con un atteggiamento che è predisposto all'ascolto e che è predisposto al confronto. Quindi momento deliberativo, ci incontriamo, ci ascoltiamo e vediamo ognuno che cosa ha da dire e tramite vari incontri procediamo ad arrivare a delle idee che poi possano essere il più possibile condivise. Il momento deliberativo è un momento che deve essere il più possibile assembleare, è quello che si avvicina di più a quello che dovrebbe essere la democrazia diretta di stampo russoniano, se vogliamo la democrazia greca, dove tutti ci si incontra e si discute. Ovviamente è un problema perché non possiamo incontrarci in 3.000 all'interno di una stessa stanza per esprimere ognuno la propria opinione. Quindi deve rimanere comunque un momento all'interno del processo partecipativo che può vedere anche l'istituto della delega, quindi solamente la partecipazione di alcuni portavoce di varie idee che però si incontrano comunque con questa mentalità, quella di raggiungere ad un confronto regolato e ad un'argomentazione ragionata e razionale. La partecipazione che garantisce la democrazia partecipativa deve essere una partecipazione effettiva. Partecipazione effettiva significa che deve essere tempestiva e continuativa. Perché tempestiva? Perché non ha senso se io coinvolgo i cittadini se ho già preso una decisione. A quel punto la partecipazione è solamente fine a se stessa. La partecipazione deve realizzarsi in un momento in cui noi abbiamo ancora l'opzione zero, che significa che non abbiamo ancora deciso il come, il se e il quando della decisione che dobbiamo prendere. Dobbiamo dare la possibilità ai cittadini di darci delle idee su come deve essere implementata questa decisione, senza che sia avviato il procedimento amministrativo o qualunque altro procedimento decisionale. Continuativo, perché non ha senso che la partecipazione sia un momento occasionale o estemporaneo. La partecipazione del processo partecipativo deve essere continuativa, deve prevedere vari momenti di incontro, deve prevedere varie fasi che ci portino da un'iniziale, diciamo, confusione da un'iniziale cascata di più idee possibili appunto all'idea che poi è rappresentata costituisce la decisione pubblica. Una partecipazione informata. L'informazione è la cosa essenziale forse all'interno del processo partecipativo, nel senso che l'amministrazione che pone in atto il processo partecipativo deve dare quante più informazioni possibili alla cittadinanza perché questa sia realmente consapevole di tutte le posizioni che sono in gioco, quindi sia delle posizioni su cui è d'accordo sia delle posizioni su cui non è d'accordo. Deve essere messo a disposizione più materiale possibile perché i cittadini capiscano esattamente in che cosa consista il problema e quali sono i materiali che abbiamo per poter prendere una decisione che sia realmente consapevole. Deve essere influente perché la partecipazione non è effettiva se non viene garantito al cittadino che la sua voce poi abbia un reale peso all'interno della decisione dell'istituzione politica. Quindi l'influenza viene realizzata o tramite l'impegno del comune o dell'ente locale di riferimento o dell'amministrazione, insomma, quindi un impegno a tener conto di quanto è stato espresso dai cittadini, eventualmente a motivare espressamente se se ne discosta, quindi a dirci perché la decisione che hanno preso i cittadini non è realizzabile, o altrimenti appunto garantendo che la decisione espressa alla fine dai cittadini venga sicuramente realizzata, come accade nel processo partecipativo. La partecipazione deve essere anche pragmatica, nel senso che quando ci incontriamo nei processi di democrazia partecipativa non dobbiamo dobbiamo cercare di evitare la discussione sull'astratto il più possibile, dobbiamo concentrarci sulla risoluzione di problemi concreti, creare dei progetti che siano fattibili, che siano determinati e che siano fattibili tecnicamente ed economicamente. Perché? Perché per esempio un comune non può prendere una decisione che non faccia parte delle proprie competenze, questo perché ci sono dei vincoli legislativi che impongono ai vari livelli di governo di occuparsi di cose diverse. Quindi partecipazione pragmatica per questo motivo, partecipazione pragmatica anche nel senso che non possiamo arrivare ad un progetto che costa troppo se le risorse dell'amministrazione di riferimento non sono sufficienti a realizzarlo. Qui sta anche il gioco dell'amministratore nell'informazione che lui deve dare ai cittadini su quali siano effettivamente poi le risorse di cui l'amministrazione dispone per realizzare i progetti portati avanti dalla cittadinanza. Infine, altrettanto importante è il monitoraggio che i cittadini poi possono esercitare sull'attuazione della decisione. Quindi una volta che il comune si impegna a realizzare la decisione che è stata espressa dai cittadini, i cittadini devono avere la possibilità
di monitorare tutto il processo decisionale e di vedere poi fin dove si spinge la realizzazione appunto della decisione. Il monitoraggio, diciamo, giocoforza impone all'amministratore poi quella decisione di portarla avanti, perché se all'amministratore interessa avere più consenso politico da parte dei cittadini, deve anche impegnarsi a far sì che questi cittadini possano effettivamente controllarne la realizzazione. Infine, la partecipazione deve essere strutturata, nel senso i cittadini che partecipano devono sapere dove si inizia e come si inizia, quali sono le fasi del processo partecipativo, come questo finisce. La partecipazione, il processo partecipativo deve essere strutturato, non deve essere lasciato alla discrezionalità dell'organo politico, il modo in cui viene portato avanti, ma tutti quanti, noi partecipanti, dobbiamo sapere esattamente quali sono le regole del gioco e come si svolgerà il processo partecipativo. Veniamo quindi a che cos'è il bilancio partecipativo. Il bilancio partecipativo è uno degli strumenti partecipativi, quindi soddisfa tutti i criteri che abbiamo visto prima. In più è una metodologia di programmazione condivisa, che consiste nel coinvolgere i cittadini non eletti, ma questo è sottinteso, nella definizione e nell'allocazione delle risorse pubbliche. Quindi il cittadino decide come impiegare le risorse di una determinata amministrazione, risorse che l'amministrazione accetta di mettere appunto a disposizione dei cittadini. A me piacerebbe tanto discutere di tutti i bilanci partecipativi che esistono, ma è molto difficile perché ci sono veramente tantissime esperienze in tutto il mondo. Solamente in Italia abbiamo così tante esperienze che le possiamo contare nell'ordine di più di 200 esperienze di bilancio partecipativo. Ciò che è importante sapere è che è un metodo che rispetta a sua volta dei criteri che sono dei criteri subordinati al rispetto dei principi che abbiamo visto prima, ma rappresenta anche una mentalità e una volontà. La mentalità è quella di recuperare il capitale sociale. Cos'è il capitale sociale? Il capitale sociale è l'apporto che tutti noi cittadini possiamo dare a un processo decisionale pubblico. È una mentalità che mira alla costruzione del tessuto sociale, quindi è una mentalità che mira a farci incontrare, a renderci soprattutto consapevoli di come un comune gestisce le proprie risorse scarse. Quindi il cittadino viene invitato, viene informato, istruito su come funziona un bilancio di un ente, come funziona il bilancio di un'amministrazione, ed è uno scambio, perché il cittadino dà all'amministrazione le proprie competenze, le proprie potenzialità e le proprie idee, e l'amministrazione invece apre le proprie porte, apre il canale, apre le strutture burocratiche e accoglie dentro di sé i cittadini che sono pronti quindi a capire come funziona esattamente la gestione delle risorse. A questo punto ovviamente è anche una volontà, perché deve esserci prima di tutto la volontà dell'amministrazione ad aprirsi alla sperimentazione di queste metodologie. Allora, questi sono i capisaldi che un bilancio partecipativo deve rispettare perché possa dirsi bilancio partecipativo. Al di fuori di questi criteri non è un bilancio partecipativo sicuramente. La dimensione finanziaria, cosa significa? Significa che il comune deve dire in modo chiaro e tondo qual è il budget a disposizione dei cittadini. Quindi può essere una percentuale delle risorse che sono destinate agli investimenti in conto capitale, alla spesa in conto capitale, quindi i fondi destinati in generale agli investimenti. Può essere l'utilizzo dell'avanzo pubblico, che è composto di varie voci e che rappresenta, diciamo, tra la somma delle spese e le entrate, diciamo, la parte appunto il risparmio che il comune riesce a effettuare da una determinata gestione annuale. O ancora può essere per esempio una percentuale, può essere calcolata su una percentuale delle risorse totali di cui dispone un comune sempre per gli investimenti, o addirittura possono essere le voci possono essere le risorse che sono destinate ad una determinata voce di bilancio. Per esempio il bilancio partecipativo che la nostra associazione ha realizzato nella provincia di Pesaro Urbino, che è una provincia di 40.000 abitanti, è stato un processo partecipativo che si è svolto unicamente sui fondi destinati alle spese per la cultura. Quindi questi 35.000 euro, che possono sembrare pochi, però in realtà sono stati decisi tramite un processo di bilancio partecipativo, è stato deciso come utilizzarli tra vari progetti culturali che sono stati espressi dalla cittadinanza. Quindi, dimensione finanziaria. Il riferimento ad un'istituzione.
perché se abbia un bilancio partecipativo c'è bisogno che il bilancio partecipativo si inserisca in un procedimento decisionale di un'istituzione pubblica. Quindi se ci riferiamo ad un'altra organizzazione statale che non dispone di risorse proprie da mettere in condivisione con i cittadini, non possiamo parlare di un bilancio partecipativo. Quindi deve esserci un'istituzione che dispone di un potere amministrativo e che dispone di tutti i poteri per poter realizzare questo tipo di processo. Continuità. Anche qua, la partecipazione, come abbiamo detto prima, nel bilancio partecipativo non deve limitarsi ad un'occasione estemporanea, ma deve essere un processo continuativo che prevede varie fasi, prevede vari momenti che devono essere articolati e devono essere continuativi. Quindi è una partecipazione che di solito si sviluppa all'interno dell'anno, proprio perché va a incidere poi o sulla decisione di come allocare un avanzo di bilancio, oppure è una decisione che deve arrivare a decidere quali saranno le opere che verranno messe nel bilancio di previsione. Quindi segue tutto l'iter decisionale pubblico e arriva alla fine, in concomitanza dell'approvazione del bilancio preventivo, con le decisioni che sono pronte per essere inserite a bilancio e quindi essere realizzate. Deve comprendere forme di deliberazione pubblica, perché deve comprendere dei momenti assembleari in cui i cittadini si incontrino, o dei momenti assembleari appunto dove viene coinvolta tutta la cittadinanza, che sono sia momenti di informazione sia dei momenti di costruzione delle proposte. Quindi i momenti di informazione sono i momenti in cui l'amministrazione si interessa a far conoscere al cittadino qual è la situazione dell'amministrazione. Questo per esempio è il momento in cui il bilancio partecipativo di Canegrate, che è il processo che sta andando avanti proprio in questo istante, questo è il momento, questa è diciamo, la fase che sta portando avanti. In questi giorni si stanno tenendo delle varie assemblee tematiche che informano i cittadini su vari argomenti, come per esempio il patto di stabilità, cos'è il patto di stabilità e perché questo impone delle restrizioni alle decisioni dei comuni a livello di investimenti, quali sono per esempio cosa succede all'interno delle politiche sociali, finanziarie, si parla di ambiente, si parla di progettazione urbanistica. Allo stesso modo sono previsti anche dei momenti assembleari in cui i cittadini si riuniscono, appunto tramite anche le interazioni dei delegati, per costruire le proposte progettuali che verranno portate alla fine del processo partecipativo al voto dei cittadini. Infine deve prevedere delle forme di rendicontazione, nel senso che al termine del processo partecipativo i cittadini devono poter valutare come è stato portato avanti il processo partecipativo e soprattutto l'amministrazione deve rendere conto di come si stanno realizzando le decisioni prese dai cittadini. Quindi, come abbiamo detto prima, il monitoraggio, importantissimo. Vabbè, il bilancio partecipativo, se sto prendendo troppo tempo, se mi dilungo, ditemelo. Allora, il bilancio partecipativo è un processo che nasce, è uno strumento partecipativo che nasce a Porto Alegre. Perché? Nasce da delle esigenze. Le esigenze stanno sempre dietro ai processi partecipativi. Un processo partecipativo rischia di non essere realmente partecipato se dietro non ci sono dei motivi forti che portano alla sua implementazione. Cosa è successo a Porto Alegre? E in generale in Brasile. Allora, il Brasile durante il Novecento esce dalla sua dittatura negli anni '80. Viene fatta una Costituzione, si passa alla Repubblica presidenziale, però le varie città del Brasile versano ancora in uno stato di povertà e indigenza. A Porto Alegre in particolare abbiamo una situazione in cui gli abitanti, in cui la popolazione rurale si trasferisce in città. Assistiamo ad un processo di favelizzazione, quindi nella città mancano le infrastrutture, manca la rete idrica, mancano le strade, mancano tutte le strutture che possono consentire uno sviluppo omogeneo e che possano consentire una ridistribuzione equa delle risorse. Il bilancio partecipativo nasce proprio con questo obiettivo. Nasce con l'obiettivo di generare una giustizia sociale e di arrivare ad una redistribuzione delle risorse, una redistribuzione che sia equa e che possa portare tutti i quartieri della città a svilupparsi in modo omogeneo. Non è solamente comunque una partecipazione a livello di infrastrutture, mira proprio a ridistribuire le risorse tra i cittadini e a realizzare la giustizia sociale, cioè a rendere tutti i cittadini uguali. Come si struttura? Il bilancio partecipativo di Porto Alegre ha una sperimentazione che è quasi ventennale, parte dall'inizio degli anni 90 e arriva fino ai giorni nostri. In questo momento attraversa un attimo di crisi perché non è stata capace
di andare oltre le sperimentazioni iniziali, ma anche perché non c'è stata più la volontà politica di portarla avanti. Il bilancio partecipativo di Porto Alegre nasce con il Partito dei Lavoratori, che è il partito di Lula, che poi diventerà nel 2002 il presidente del Brasile. Nasce appunto, diciamo, come un obiettivo che viene portato avanti dal Partito dei Lavoratori, che è un partito di sinistra, è un partito riformista ed è un partito che viene anche influenzato da certe matrici cattoliche molto progressiste che portano all'elezione di una lista civica che è appunto sponsorizzata dal Partito dei Lavoratori. Questa lista civica decide che per procedere ad una redistribuzione equa delle risorse bisogna coinvolgere la cittadinanza e soprattutto bisogna coinvolgere le persone senza voce. Quindi bisogna coinvolgere le persone che non hanno mai avuto la possibilità di esprimere le proprie idee all'interno di un canale decisionale. Porto Alegre è una città molto grande perché conta 1,5 milioni di persone e quindi è necessario che il bilancio partecipativo venga strutturato tramite un sistema orizzontale e un sistema multilivello. Quindi si sviluppano dei bilanci partecipativi di quartiere dove vengono decise quali sono le proposte all'interno del quartiere che devono essere portate avanti, sviluppa delle assemblee tematiche che quindi si riferiscono solamente a determinati temi, come può essere per esempio l'ambiente, l'urbanistica o altrimenti le infrastrutture, e tutto poi confluisce nel consiglio del bilancio partecipativo, che è un consiglio cittadino, dove vengono poi appunto lavorate le proposte che sono espresse dai quartieri, ma che sono anche delle proposte che si sviluppano per tutto il territorio cittadino. Quindi abbiamo delle proposte di quartiere, delle proposte di città e delle proposte tematiche. Questo è per avere un'idea di come appunto è strutturato. Abbiamo 17 assemblee di circoscrizione. Anche in questo caso sono circoscrizioni che in una città di 1,4 milioni di persone godono di un certo potere amministrativo, quindi godono di una certa allocazione delle risorse da parte del governo centrale della città e sono risorse che possono essere utilizzate dalle varie circoscrizioni e che quindi viene accettato di condividere la destinazione con la cittadinanza. E infine abbiamo 6 assemblee tematiche che a loro volta decidono ancora altri progetti che devono essere realizzati. Questa ancora è un'altra idea grafica di come è strutturato il processo partecipativo di Porto Alegre, appunto degli istituti partecipativi che vede al suo interno. Questa è una slide eloquente perché ci presenta quali sono i miglioramenti che sono stati ottenuti grazie alla partecipazione dei cittadini all'allocazione delle risorse. Lascio leggere a voi. Di questa sperimentazione come si viveva si viveva in modo molto come fosse una giungla, insomma, prima di questa sperimentazione come si viveva prima? Come mai guarda, a questa domanda non so rispondere esattamente, comunque se hanno avuto questa idea probabilmente c'era un caos tale che si è dovuto sì, perché era un'epoca comunque di transizione, come abbiamo detto, da un regime dittatoriale ad un'idea di democrazia. Ed è stata una città che è stata invasa da una popolazione rurale, era una città dove molte delle circoscrizioni erano in uno stato di fatalizzazione, quindi incivile. Esatto, vediamo. Prego. Qua abbiamo una persona che era una città come tutte le altre, gestita a livello centralizzato. Porto Alegre è una città moderna, con palazzoni. Adesso? No, anche prima. Anche per l'89 era già una città forte, organizzata. Io l'ho vista nel 2000. E come mai? Io mi chiedo come mai proprio lì è nata questa dirigenza? Perché c'erano le scelte politiche. Le scelte politiche del partito, il partito dei lavoratori ha voluto fortemente sperimentare questa cosa e ha cominciato da lì. E da lì è cominciato a evolversi anche l'idea del bilancio partecipativo. La leggevo prima, 2400 abitanti metro chilometro quadrato, la densità. Cioè, confermi questo dato? Beh, io poi riporto dei dati che sono utilizzati dalla presentazione dell'associazione.
No, densità, chilometro 2000, cioè, sì, no, no, abbiamo idea di cos'è 2905 abitanti a chilometro quadrato? È morto. certo. Basta. Cagliari quanto c'è? Per esempio Israele, che è super abitato, è 250. Sono 7 milioni. Londra sono 1200, la città di Londra. Se così verticale di popolazione, sono 1200. No, mi ha colpito il 2905. No, questo allora deve interrompere qualcuno. Come? Sulla... Torniamo sui risultati. C'è un'evoluzione poco dopo. Sì, Beh, l'evoluzione è notevole dal punto di vista soprattutto di... non ho fatto la domanda. Allora, in questa slide si vede, in pratica sembrerebbe che col passare del tempo, se non mi sono perso qualcosa, applicando questo metodo, però da questa cosa si evince semplicemente che sono aumentati sì l'asfalto, è aumentato, è diminuito L'asfalto è diminuito. ci sono cose che aumentano e questo, voglio dire, i risultati di che cosa sono? Voglio dire, sono dell'applicazione di questa metodologia, ma questi risultati non potevano essere ottenuti semplicemente da una monarchia. Cioè, qual è il risultato, qual è la differenza tra una gestione, cioè, Tra una gestione partecipata e una gestione questo grafico centralizzata. non lo mostra, non lo so leggere. La differenza sta nel fatto che l'amministrazione recepisce meglio quali sono anche gli interventi di questo tipo che possono essere portati avanti. Si potrebbe arrivare comunque a delle decisioni simili. Accade spesso che tramite il bilancio partecipativo vengano prese comunque delle decisioni che magari avrebbe preso anche l'amministrazione stessa. Il punto sta nel livello di condivisione e nel livello di scambio che si ha tra i cittadini e l'amministrazione stessa. Può essere anche un'opportunità anche per i cittadini di capire che magari non hanno senso delle proposte che vengono portate avanti, ma che magari non c'è altra soluzione che investire le risorse in un'altra maniera. Serve anche a questo, serve a far sì che l'amministrazione renda meglio conto delle proprie scelte di fronte ai cittadini, anche se la scelta del cittadino stesso, dei cittadini stessi, non può essere realizzata. Io mi aspetterei come risultati, dopo l'applicazione di questa cosa, su una comunità che aumenti il livello di coscienza, la qualità delle cose che vengono decise, che ne so, che diminuisca la criminalità, che ne so. Però scusami, sono dei parametri evidenti, scusa. Intanto tipo spesa sociale, educazione scuole, alloggi, educazione e poi sanità. Sanità 10-18% è notevole per un posto come quello, è molto evidente che c'è. Considerando che poi la popolazione sarà aumentata dall'89 al 2004, chissà di quanto, no, sono riusciti a dare una percentuale di assistenza maggiore. In tutto. È abbastanza eloquente, mi sembra, no? In tutto. Beh, sembra che la percentuale sembra di sì, poi. Però la differenza tra una buona amministrazione e anche monarchica, voglio dire, è questa, quella. Sono Perché è difficile che una buona Ma non ce ne amministrazione sono monarchica metta questi come questo che Esatto. posso sentire. ma è nelle cose. È impossibile che un'amministrazione monarchica non abbia magari bisogno di far partecipare i cittadini, se già al suo interno raccoglie i canali che... Ma se posso, anche se raggiungesse i medesimi obiettivi, partendo dallo stesso punto di partenza, il fatto che la popolazione, io lo vedo in positivo questo, il fatto che la popolazione sia consapevole che le scelte fatte sono, come dire, le migliori che si potevano mettere in campo, che ha partecipato, il modo di vivere quelle scelte, di avere quei chilometri di asfalto, di avere quelle cose, secondo me viene vissuta in maniera totalmente positiva rispetto a invece il fatto che la decisione venga presa da qualcun altro che magari informa anche male e quindi una decisione che è giusta viene vissuta in maniera totalmente negativa. Questo non è poco, però, per me è enorme. Questo riguarda i risultati, come lo misuri questo? Questo penso che lo dovresti chiedere un sono gli sociologo. effetti Io di no. quella gestione, questi sono gli effetti. Se vuole avere un feedback... Sì, prego. Vedendo le slide di prima, ho notato che le persone partecipano se amano la propria città. Cioè,
e dunque se hanno voglia di cambiare, come facciamo noi praticamente, non so se dopo si parlerà di questa cosa, a incentivare le persone a amare il proprio quartiere, la propria città? Pur Spesso avendo un'amministrazione favorevole, certe volte non c'è nessuno. nella nostra esperienza spesso i cittadini non hanno a cuore quello che accade all'interno della città semplicemente perché non hanno la possibilità di influenzare in alcun modo il modo in cui vengono prese le decisioni relative ad un determinato quartiere o alla città stessa. C'è bisogno anche di un'educazione, perché noi cittadini non siamo più abituati a partecipare, siamo talmente lontani dal capire come funzionano delle decisioni pubbliche o dal pensare solamente di poter influenzare con la nostra voce, a meno che non ci siano dietro delle mobilitazioni consistenti, come può essere stata per esempio quella che c'è stata ieri ad Arborea, dove si presentano 6.000 persone, l'organo politico non può non ascoltare. Però per raggiungere dei livelli simili di mobilitazione significa che deve esserci anche un certo livello di conflitto che smuova così tante persone. Quando si tratta di decidere come investire le risorse di un comune, tutti quanti noi pensiamo più spesso, sì, ma tanto anche quello che posso dire, cioè anche se vado a dirlo a qualsiasi signor politico, il signor politico magari mi dice sì, ma dopo il signor politico non tiene realmente conto dell'opinione che io ho espresso. Quindi il punto è che bisogna creare dei canali che siano strutturati e che diano la possibilità al cittadino di sapere esattamente dove va a finire la propria opinione e quindi che sia appunto una partecipazione che serva a qualcosa ma che non sia fine a se stessa. Soprattutto le priorità, per esempio io ho decidere le priorità Giovanni quando non era asfaltata e l'asfalto è stato utile perché la polvere dava fastidio, quindi se non c'è un bisogno obiettivo chiaramente nessuno si muove. Poi, però c'è da dire un'altra cosa che ieri per esempio della parte diceva che tu voleva fare l'educazione civica e imprenditori, cioè la motivazione per poter migliorare la propria qualità della vita è varia, cioè qui ci sono dei parametri che sono abbastanza interessanti. E chiaramente l'alloggio anzitutto, poi la salute, la scuola. Vabbè, stiamo parlando del Brasile, caro amico. No. Il Brasile è una nazione molto particolare. No, io non lo so, però ma succede anche da è noi. tragico il Brasile. No, vabbè. Anche se è la settima potenza al mondo, Sì, c'è una forbice enorme, molto sudamericana. Cioè, sì, ok, ancora è così. Però il servizio sanitario non funziona, è privato. Se non ce l'hai muori. Ecco, non c'è. No, quindi per la sanitaria vai a tessera lì. Per la sanitaria diciamo una cosa. Sono finanziamenti pubblici. Sì. Quindi poi gli ambulatori, vediamo. Diciamo che la vecchia INAM nostra per tutti. Adesso noi stiamo andando alla tessera. Sì, noi europei. C'è un'altra domanda poi. No, vabbè, mi hai anticipato, io volevo dire due cose, ma velocemente. Allora, tutta la tua disamina è... Aspetta, scusami, se ti ho anticipato la faccio la domanda, poi... Sì, vabbè, ok, non c'è problema. Allora, io l'avevo finito. Il moderatore dovrebbe gestire la serata. Ma è un esempio di democrazia partecipata. Sembrerebbe che anche qua bisogna un attimo lavorarci su. Fondamentali sono quelli, bisogna organizzarsi sempre. siccome la tabella è in italiano, quindi non ci sono problemi a interpretarla, avete c'è un significato preciso ai numeri, cioè spesa sanitaria che se è aumentata da 10,9% al 18%, chiediamolo Potrebbe pure. anche non significare niente, dice. No, chiediamolo pure ai nostri politici, cioè è un dato positivo, chiediamolo solo a Cappellà, c'è un dato negativo, perché questo signore molto preciso ha detto è un dato positivo, parliamone. Vabbè, potrebbe essere la vaccinazione di massa. Scusa, cioè cos'è? Male? Potrebbe essere anche stipendio maggiore per i primari. No, non penso. Potrebbe, no? In questo caso, allora in questo caso ammetto di non conoscere a fondo i dati che sono mostrati nella slide, perché il bilancio partecipativo di Porto Alegre l'ho studiato in modo trasversale per dare un accenno stasera di che cosa significa l'implementazione di un bilancio partecipativo e cosa comporta e in questo senso quali sono stati i suoi risultati. Quindi non ti saprei dirti il dato nello specifico a che cosa si riferisce e al modo in cui è cambiata la spesa. Sicuramente è aumentata. È sicuramente aumentata, richiederebbe di sicuro un approfondimento. Quello che però conta, al di là di tutti questi dati che, come tutti i dati che ci vengono presentati allo stesso modo in cui
un politico può presentarci il dato nudo e crudo e poi sta a noi interpretarlo, diciamo giustamente, ma il dato presentato in questo modo forse non è interpretabile per tutti. Quello che conta è che la slide che abbiamo visto all'inizio su input e output, quindi il livello di rispondenza delle politiche, si è totalmente invertito, perché a livello di input, quindi di cittadini che partecipano, la soglia è molto bassa, perché diciamo che hanno partecipato alla massima partecipazione all'incirca 14.000 persone. Su una popolazione di 1.400.000 abitanti sembrerebbe un dato ridicolo. Quindi l'input è molto basso, il livello di responsività però delle politiche che sono state portate avanti, poi dall'amministrazione, quindi con le decisioni dei cittadini, è molto alto, sfiora l'80%. Quindi i cittadini si sono sentiti ascoltati e hanno avuto la sensazione che le politiche adottate infine dall'istituzione politica fossero rispondenti alle proprie esigenze e alle proprie priorità. Quindi si presume che c'era bisogno e non erano una richiesta non ascoltata. Erano delle richieste non ascoltate che tramite il processo partecipativo di bilancio hanno potuto essere ascoltate e i cittadini hanno avuto questa sensazione. Questa è un'intervista condotta da un sociologo che è Avritzer, brasiliano. Queste sono appunto le domande che sono state fatte ai cittadini, quindi insomma anche questa slide è abbastanza eloquente. Quindi parliamo di quello che hanno sentito i cittadini sull'implementazione del bilancio partecipativo. Una pecca dei processi partecipativi è che ancora manchiamo di parametri scientifici con cui misurare effettivamente la partecipazione e i suoi risultati. Quindi ciò a cui ci rifacciamo più che altro sono dei dati empirici, quindi come può essere per esempio l'intervista al cittadino che si sente soddisfatto dalle politiche adottate, o come possono essere per esempio i tassi di partecipazione, insomma è per questo che è richiesto ancora di sperimentare, perché bisogna mandare avanti lo studio di queste pratiche e capire se sembra ad un primo acchito dopo quasi 30 anni di sperimentazione che ne valga la pena che siano portate avanti. Sicuramente devono essere evolute. La spinta dal basso organizzata funziona. La spinta dal basso organizzata funziona. C'è poco da fare. Andando avanti. No. Sì, no. Intanto sono scettico. Bestiale. Beh, vabbè, in certi metodi, in Corsica usavano un metodo. Non ci sono di intervento le bombe. Cioè, i bombe ci Il problema è geografico, economico e sociale, cioè un conto è farmi un bilancio partecipato della Norvegia, della Francia, dell'Italia, della Corsica, un conto è il Brasile. Assolutamente. Cioè il Brasile, con tutto io poi sfortunatamente ne conosco molti in Brasile, ci convivo da 2 anni, quindi un po' mi è venuto proprio a pennello. Il Brasile non è quello che si pensa, cioè non sono selvaggi, però ci sono grossi problemi, molto. No, vabbè, cioè, aspetta, parla. Sì, no, hai ragione, certo. Cioè, punto fermo che l'Europa è ancora avanti, fortunatamente, no? Il Brasile è la 7ª potenza mondiale, attualmente. Il Brasile ha raggiunto il pasto a tutti i brasiliani 4 anni fa con Lula. Un pasto ad ogni brasiliano. L'hanno raggiunto con Lula, un pasto. Cioè, non sto parlando di... Sì. Facciamo finire. Però non mi convince perché, vabbè. No, poi... Sperimentazione. I convegni hanno sempre il limite che non fa. Che cosa vuoi partecipare? Cioè, sì, no, beh, Beh, io presento dei dati, poi ovviamente tutti sono liberi io non voglio di interpretarli. Ci mancherebbe altro, io. Guarda in America, per esempio, dovrebbe essere la maggior democrazia del mondo. Che non è un principio di ignoranza. Comunque questo è la diffusione del bilancio partecipativo nel mondo. Quindi tutti... In India pochi, come mai? In India mi aspettavo un po' di più. In India ci sono... evidentemente ancora non... gli Stati Uniti sono liberali per eccellenza, non hanno bisogno di bilanci partecipati. Evidentemente in India non c'è stato ancora il modo di poter sviluppare questi processi, anche se nello stato indiano del Kerala c'è stato un processo di pianificazione partecipata che nel giro di 9 anni ha deciso come allocare il 45% delle risorse, il 40% all'incirca delle risorse statali. La decisione, cioè il coinvolgimento è stato di un 10% della popolazione. Sì, sono state coinvolte all'incirca 3 milioni di persone all'interno di questo processo di pianificazione partecipata, che nel corso di 9 anni ha puntato anche e soprattutto alla capacitazione degli individui, quindi campagne di alfabetizzazione,
sia informatica che alfabetizzazione nel puro senso dello saper leggere e dell'interpretare dei dati, che ha portato i cittadini ad essere più consapevoli e appunto ad operare una decisione di come gestire le risorse dello Stato, il 40% delle risorse dello Stato. Le cose rosse cosa rappresentano? I palloncini rossi. I palloncini rossi rispetto al verde? Non penso che ci sia alcuna differenza all'interno della rappresentazione. No. Forse il capogruppo, non lo so. Allora, queste sono le esperienze che invece abbiamo portato avanti in Italia come associazione. Abbiamo lavorato in 4 comuni. Gli anni scorsi si sono concluse le esperienze di Cernusco Lombardone, che è in provincia di Lecco, e della provincia di Pesaro Urbino, a cui ho accennato prima. Invece ci sono quelle di Canegrate, in provincia di Milano, e di Cascina, in provincia di Pisa, che stiamo tuttora portando avanti. In particolare il bilancio partecipativo di Cascina lo stiamo portando avanti con la collaborazione di un'altra associazione, che è un'associazione che opera sul territorio e che si occupa però più che altro di processi deliberativi. Quindi è un'associazione che opera più che altro nel coinvolgimento della cittadinanza, nella creazione di assemblee, occasioni di confronto, per insomma far uscire fuori le idee e le esigenze dei cittadini. Quindi noi in quell'esperienza lì abbiamo semplicemente dato la struttura del processo, mentre invece l'esperienza di Canegrate è quella che più seguiamo da vicino e, come ho accennato all'inizio, è quella di cui abbiamo uno storico più consistente. A Uruno e non partecipati, perché serve? Aspettiamo. Ti anticipo una domanda con un po' di rispetto alla tua esposizione, sì. Perché per esempio devo scappare, non hai fatto neanche un cenno su internet, che secondo me col discorso di partecipazione devono andare per forza braccetto. Purtroppo stai per andare via, ma l'avrei fatto adesso. Se t'ascolti. Sono cose serie. Vero. Andiamo, dai. Posso dire, come l'hanno coinvolte queste persone? Cioè, come è funzionato? Cioè, tipo banchetto all'inizio si fa... Comunque, come fai ad aggregare tutte queste persone? Come hanno fatto ad aggregare dal niente a proporre alla popolazione questo modello di... L'introduzione del bilancio partecipativo? Sono state le amministrazioni a voler procedere all'implementazione. Le amministrazioni si sono interessate al progetto, erano particolarmente interessate a... Allora, innanzitutto in Toscana, come ho detto prima, c'è una legge regionale. C'è una legge regionale che affronta... È obbligata? Non è obbligata, ma è una legge regionale che dà dei finanziamenti alle amministrazioni che portano avanti dei progetti di processi partecipativi. Quindi, dove le amministrazioni si impegnano a rispettare i principi che abbiamo visto prima, che sono anche fatti propri dalla legge regionale della Toscana, l'amministrazione concede il finanziamento all'amministrazione affinché porti avanti. Invece Parete Zenda invece non l'avete chiesto al Zenda, per curiosità? No, ancora no. beh, c'è un consigliere comunale qua di maggioranza, quindi eventualmente prenderà nota. Colpa di Zenda. Speriamo che... Vediamo come si muove, si capisce mai. Non ne approfittate. Dai. Il problema dei baretti, pensa un po' al bilancio partecipativo. Lasciamo perdere quello. Sì, allora, tornando nel seminato, allora Canegrate, questi sono i dati della città. Ha una popolazione di 12.000 abitanti, di cui gli elettori sono 10.000. Quindi adesso vi voglio mostrare... Vecchi, se votano 10.000 su 12.000. È una popolazione abbastanza vecchia, ma in realtà la partecipazione noi la misuriamo contando anche i minori di 18 anni, perché il processo partecipativo di solito, questa è un pochino una presa di posizione che però insomma vuole coinvolgere anche le persone che sono dai 16 anni in su, perché si pensa che anche dai 16 anni insomma si abbia la capacità di poter decidere, anzi soprattutto spesso anche i bambini hanno veramente molte idee innovative. Bisognerebbe pensare a modelli di coinvolgimento anche per loro. Allora, questo è un grafico che ci dimostra il livello di partecipazione, il numero di cittadini che si è realizzato con gli anni. Siamo partiti da una sperimentazione nel 2008-2009, che è stata la prima sperimentazione di bilancio partecipativo, che ha visto coinvolte solamente 171 persone. Quindi com'era questo bilancio partecipativo? Questo bilancio partecipativo in realtà non era un bilancio partecipativo. Perché? Allora, innanzitutto veniva da un trascorso in cui le solite assemblee di approvazione del bilancio venivano partecipate da pochissimi cittadini, dai 3 ai 60, diciamo, erano spesso chi operava nel settore,
magari funzionari o pochissimi cittadini che si interessavano appunto dell'approvazione del bilancio e di sapere un pochino come andava avanti la gestione del comune. Tra il 2008 e il 2009 è stata adottata questa prima sperimentazione che si basava su un semplice questionario per ordinare le priorità dei cittadini. Il questionario era stato fatto, postumo rispetto all'approvazione del bilancio, quindi si è trattato semplicemente di vedere quali erano si è trattato di fare una semplice comparazione delle esigenze sollevate dai cittadini rispetto alle politiche che invece erano state adottate dal comune. Quindi si trattava di una semplice comparazione. Di fatto i cittadini hanno partecipato in modo abbastanza disaggregato, hanno partecipato in modo molto confuso perché questi questionari non erano nemmeno di semplice lettura, erano questionari molto complessi dove si richiedevano peraltro ai cittadini delle informazioni molto difficili da poter estrinsecare all'interno di un questionario. Quindi si sono proceduti a delle modifiche, l'amministrazione ha accettato di proseguire con la sperimentazione ed è stato un modo per noi di arricchire il bilancio partecipativo. In che modo? Nel 2009 e nel 2010 innanzitutto i cittadini hanno potuto decidere su un budget definito. In questo caso era l'avanzo di bilancio dell'anno prima, si trattava di 100.000 euro. Quindi i cittadini hanno potuto decidere su 100.000 euro. Il bilancio partecipativo, l'espressione dei cittadini si è svolta solamente in relazione alle aree tematiche. Quindi i cittadini hanno indicato quali erano per loro le aree tematiche come prioritarie di un intervento pubblico ed è spettato a noi associazione insieme ai funzionari comunali c'è spettato il compito di tradurre queste istanze prioritarie in delle politiche, in delle decisioni politiche. Ovviamente questo non è un reale coinvolgimento dei cittadini, perché fin dove spetta ai funzionari e ad un'associazione che mira solamente a portare avanti la neutralità di un processo partecipativo, insomma ci siamo ritrovati a lavorare su tante idee che poi non sapevamo effettivamente come mettere in atto, quindi l'ultima parola qua in questo caso è spettata all'amministrazione. La differenza però è che c'erano delle regole chiare, quindi i cittadini sapevano come partecipare. La partecipazione si è svolta principalmente in 3 fasi. La prima fase appunto distribuzione di schede uninominali, dove quindi il cittadino indicava con i propri dati qual era la propria area qual era la propria priorità, la propria esigenza, quindi poteva esprimere la propria voce solamente tramite l'utilizzo di una scheda. Queste schede nella seconda fase sono passate al vaglio degli uffici tecnici, dei funzionari e di noi associazione che li abbiamo tradotti in delle politiche e infine nella terza fase queste idee sono ritornate ai cittadini e sono state messe al voto, quindi sono stati poi i cittadini alla fine a decidere quale dovesse essere l'opera da realizzare. In questo caso si trattava della ristrutturazione, l'opera vincente è stata la ristrutturazione di un centro sportivo, che è stata una proposta portata avanti, che è stata diciamo, un'area prioritaria portata avanti da un'organizzazione di cittadini, anzi da un'associazione, e che quindi insomma ha raccolto il consenso attorno a quest'idea. C'è stato il pre-commitment, che era l'impegno del comune a realizzare quanto veniva espresso dai cittadini, società civile perché c'è stato appunto il coinvolgimento più che altro delle associazioni, quindi della cittadinanza organizzata e non il coinvolgimento reale del singolo individuo. Anche qua c'è stata la possibilità poi di votare tramite il sito web, quindi in questo caso il sito web noi l'abbiamo utilizzato solamente per dare la possibilità ai cittadini di votare, quindi i cittadini o si recavano a votare nei banchetti oppure votavano sul sito web. Senza delega? Come? Senza delega? Senza delega in questo caso. Qua 4 fasi perché in realtà conta anche la fase qui di raccolta delle esigenze. È stata molto più strutturata invece la sperimentazione che abbiamo condotto nel 2010-2011, che ha visto coinvolte dalle 956 persone del 2009-2010 alle 1737. Quindi qualcuno aveva fatto la domanda prima, ma poi come effettivamente i cittadini si interessano o meno alla possibilità di dire la propria? Sì, perché se il procedimento è strutturato, se sappiamo dove stiamo andando, i cittadini si sentono naturalmente invogliati a partecipare. Ovviamente non è solo questo, perché, prego. Sì, però questi 1737 cittadini
Sì. rappresentano davvero tutta la popolazione del 12.360 oppure rappresentano quella parte della popolazione che magari è più colta, più attenta ai problemi politici, quelle che leggono i quotidiani? No, rappresentano tutti, perché in questo caso siamo riusciti ad effettuare un coinvolgimento molto più ampio, perché abbiamo evoluto ancora il processo partecipativo che avevamo portato avanti prima. Allora, innanzitutto un ruolo promotore, allora, la società civile, anche se all'inizio può sembrare che magari possa aggregare i cittadini solamente attorno alle proposte che la stessa organizzazione o la stessa associazione porta avanti, in realtà si fanno promotrici della partecipazione, perché coinvolgono la cittadinanza nell'andare dentro al processo partecipativo e dire la propria. In questo caso noi abbiamo evitato che i cittadini si concentrassero intorno alle proposte delle associazioni, dando la possibilità di esprimere 3 voti. Cosa succede quando il cittadino esprime più voti? Il potere non si concentra attorno ad una sola istanza o attorno ad una sola persona, ma il cittadino ha la libertà di poter decidere davvero a chi dare il voto. È capitato nelle edizioni precedenti che il cittadino venisse coinvolto in modo tale dall'organizzazione che si sentisse quasi obbligato poi a dare il proprio voto solamente all'organizzazione che l'aveva coinvolto. Veniva portata la scheda, veniva detto dall'associazione: tu segna questa esigenza, quindi questo è il tuo voto, e porta avanti quest'opera, che per esempio per rifare il campetto sportivo, tanto tuo figlio viene a giocare nel nostro campetto sportivo, quindi la puoi portare avanti. Il cittadino, che però esprime 3 voti, può dire tranquillamente di sé all'associazione, però quando vedrà nell'elenco delle proposte che sono scaturite fuori dal processo partecipativo, di sicuro il voto lo darà anche al progetto che poi gli interessa davvero. E il voto deve essere dato in ordine deve essere dato anche dando la possibilità di esprimere un ordine di priorità. Quindi c'è una proposta a cui io do un voto maggiore, una proposta a cui do un voto inferiore, ed un'altra proposta a cui infine, diciamo, è la proposta residuale, la do per darla. Quindi in questi casi, all'interno di questi bilanci partecipativi, noi ci siamo avvalsi anche dell'aiuto di un matematico che ci ha aiutato a costruire dei metodi di votazione che potessero appunto, diciamo, scorporare quei voti e quelle dinamiche che di solito creano un accentramento di potere attorno solamente a certe figure o attorno a dei cittadini che sono semplicemente molto organizzati. Questo è un escamotage che si è utilizzato anche tra l'altro nei bilanci partecipativi di Porto Alegre, perché veniva data una priorità ai progetti che avessero per esempio un certo fine sociale o un certo fine redistributivo. Quindi sta anche nella strutturazione del processo poi, diciamo, cercare di guidare quali possono essere le proposte a cui dare più importanza. Adesso ci sono veramente un sacco di modi, un sacco di escamotage che noi stiamo utilizzando appunto per cercare di ottenere una voce che sia il più vera possibile. Di costruire le percentuali, 1737 persone, sì. Chi si tratta? Cioè quante donne, quanti uomini, quanti giovani? Sì, questi dati purtroppo adesso non ce li ho sotto mano, comunque sì, sono a disposizione. Tutto per capire. Sì, se vuoi te li posso dare, insomma, ti posso mandare questi dati, insomma, ce li abbiamo sotto mano comunque. Abbiamo fatto tutta un'attività di reportistica che ci serve per appunto monitorare gli esiti e i risultati del processo. Mi ricordo solamente che a livello di partecipazione di genere, la partecipazione tra uomini e donne è stata pressappoco uguale, quindi abbiamo avuto un 50% all'incirca. Categorie sociali? Categorie sociali non mi ricordo se le abbiamo contate, perché ovviamente qua ci sono anche dei problemi di privacy. Noi quando riceviamo il voto dei cittadini quello era stato fatto nel questionario all'inizio, dove si doveva indicare tutto, erano state espresse delle lamentele da parte dei cittadini che dicevano: ma cioè, perché vi devo dire tutto quanto? Infatti la privacy. Quindi abbiamo limitato. Però così si riesce a capire meglio se effettivamente c'è una partecipazione di tutta la popolazione, perché il mio dubbio è che poi alla fine quelli che partecipano sono quelli che si impegnano, oppure sono creativi anche nella vita oppure politica. essere interessati a costruire quella Ma io dico, cioè, è risaputo che il cittadino medio non legga quotidiani, non si informi, non sa chi è il presidente della Camera, piuttosto che alcuni nemmeno il Presidente della Repubblica, e così, anche molti coetanei. E quindi il dubbio che mi viene è questo, che alla fine poi partecipano magari le stesse persone che vanno a votare, le stesse persone che partecipano ad assemblee politiche, convegni, le persone attive su quel piano, e non partecipino invece i cittadini medi, quelli che sono interessati sì dai problemi, coinvolti in prima persona, ma che poi
continuano a non esprimere la propria Ma opinione. questa coscienza forse crescerà man mano che questi progetti possano Ma ero curiosa Questa coscienza proprio, di ero sicuro curiosa cresce, proprio di di sicuro cresce con sapere, tempo. sì, Beh, perché sta male. magari- Allora, quello che vi posso dire con le nostre Allora, una donna per volta, perché altrimenti non riusciamo a... Quello che posso dire tramite la nostra esperienza è che abbiamo avuto degli esempi di cittadini che si sono organizzati, quindi erano cittadini che di solito non partecipavano, che a partire dal primo anno per arrivare all'ultimo anno di sperimentazione hanno visto che qualcosa cambiava e che poteva esserci una reale influenza all'interno di un processo decisionale, che quindi hanno deciso di partecipare e addirittura hanno deciso di aggregarsi in organizzazioni e comitati cittadini che sono sorti dal nulla. Per esempio, è stato un esempio lampante quello che abbiamo avuto a Canegrate, dove i genitori si sono riuniti per esempio per portare avanti un progetto di rifacimento degli arredi della scuola primaria. In questo caso loro si sono aggregati per creare più consenso attorno alla propria proposta e quindi sono riusciti a portarla avanti in modo consistente proprio perché hanno deciso di mettersi assieme. E prima erano cittadini singoli, è per questo che diciamo è che abbiamo la risultanza che il bilancio partecipativo forma tessuto sociale, perché mette le persone nella condizione di poter dialogare tra di loro, ma l'obiettivo principale è quello. Cioè l'obiettivo non è arrivare ad una decisione che può essere una decisione marginale, come può essere quella per esempio di rifare una strada o di rifare un marciapiede. L'importante è che i cittadini comincino a ritrovarsi nuovamente all'interno di una stanza, o come può essere per esempio su un sito web dove viene data la possibilità di portare avanti una discussione e di confrontarsi. Come veniva nei paesi anche sardi sino a pochi anni fa, perché sì, sono state erano cose molto che... frequentate le assemblee comunali nei paesi dell'interno. C'è una cosa che col tempo si è persa, magari perché questi ritrovi non avevano la Perché possibilità di l'individualismo è decidere. diventato autismo sociale, un autismo sociale che ha creato la diffidenza, poi non lo so, l'autoimmaginazione Anche la sfiducia. e poi la sfiducia, e poi sotto nei paesi del sud una cosa del genere magari c'è il comarca morrista che ti dice vi do 50 euro a te e votate a me che io faccio quello. Un altro esempio di aggregazione che abbiamo avuto è stato per esempio a Cernusco Lombardone l'anno scorso, dove addirittura vari cittadini che portavano avanti i progetti di ristrutturazione delle proprie singole scuole, quindi c'era chi portava avanti scuola materna, c'era chi portava avanti la scuola elementare, c'era chi portava la scuola media, si sono uniti tutti assieme per fare un progetto comune che prevedesse una distribuzione delle risorse tra tutte le scuole. Hanno creato un comitato di cittadini che portava avanti un processo appunto che prevedeva la ristrutturazione di tutte le scuole. Anche la conflittualità diminuisce. La conflittualità diminuisce, sì, prego. Sono battuto, sembrerebbe una cosa quasi scontata, ma gli amministratori erano inclusi nel sondaggio? Gli amministratori sono assolutamente inclusi perché loro partecipano come tutti gli altri cittadini. Poi arriverò a spiegarvi adesso invece come abbiamo strutturato il processo partecipativo di quest'anno, dove invece abbiamo mirato ad una strutturazione del processo tale addirittura da creare alcuni organi che sono costituiti da cittadini, dove invece ci sono delle barriere all'entrata, quindi dove non tutti i cittadini sono ammessi a partecipare, perché ci sono vari gradi di neutralità che devono essere rispettati all'interno di questi organi, e dove quindi un politico o per esempio il membro di un'associazione che opera a livello territoriale sarebbe del tutto fuori luogo. Scusate. Cioè il conflitto viene considerato un conflitto di interesse? Sì, assolutamente. Anche perché il conflitto di interesse può essere anche un disincentivo per il cittadino a partecipare, perché può pensare all'interno di quella formazione, di quell'organo, magari si possono fare delle cose, insomma. Esatto. Quindi i cittadini potevano esprimere le loro preferenze in due aree tematiche, quindi era una proposta a livello cittadino e una proposta a livello di quartiere, e appunto poteva esprimere le proprie preferenze con 3 punti. Rendicontazione. Allora, questa immagine che vedete qui a fianco era un volantino che è stato distribuito dall'amministrazione relativo al processo partecipativo dell'anno precedente, che dimostrava a che punto si era della realizzazione del centro sportivo Falcone Borsellino. Quindi vedete, ci sono i 3 punti depennati che riguardano la deliberazione del Consiglio Comunale sulla realizzazione del progetto, deliberazione della Giunta e l'impegno di spesa. Quindi anche in questo senso i cittadini venivano tenuti costantemente informati sull'avanzamento dei lavori che riguardavano la proposta da loro scelta. Quindi queste sono le proposte che nel bilancio partecipativo 2010-2011
dove i cittadini avevano la possibilità proprio di esprimere la propria proposta, quindi non solo più l'indicazione di un'area prioritaria, ma avevano la possibilità di scrivere materialmente a quale proposta davano il loro voto, il loro consenso. Quindi anche qua la partecipazione è stata organizzata in 4 fasi. Prima fase di informazione e formazione, la seconda fase in cui i cittadini hanno espresso quali erano le proposte che volevano portare in uno stato avanzato di strutturazione, la terza fase che è stata quella in cui, ancora una volta, senza delegati, ma con il dialogo tra i comitati di cittadini, le associazioni, gli uffici tecnici e la nostra associazione, sono state strutturate le proposte, quindi da proposta semplice è stata resa fattibile economicamente e tecnicamente. E infine la quarta fase è stata quella del ritorno a voto delle 5 proposte, perché arrivano una marea di proposte, cioè i cittadini fanno veramente tante proposte. Scusa, ma i soldi? Sì. Della seconda edizione sono stati 150.000 euro. Ecco, sì, ma questi soldi dove... L'avanzo di bilancio. L'avanzo di bilancio. Quindi significa che la differenza tra spese del comune ed entrate, quello che è avanzato, è stato messo in mano ai cittadini. Ascolta, e i soldi invece del fondo europeo come vengono utilizzati? In modo partecipato? No, non che io sappia. Questo sarebbe questo opportuno. Quelli li decideva Trichet. Sì, vabbè, però. Beh, sono milioni di euro. Voi non... La famosa storia che non sapevamo spendere i soldi. Questo è un argomento. La maggior parte dei soldi che rubano li rubano dalla europea. Perché sono condizionati alla presentazione di un progetto che deve essere approvato. Vabbè, ma lì dovrebbe essere partecipata la questione. Ovviamente il fatto che i cittadini partecipino al bilancio c'è già tutto fatto, capito? Alla fine gli scarti vengono. Il fatto che i cittadini partecipino al bilancio obbliga l'amministrazione ad aprirsi. Quindi il cittadino ha sotto mano il bilancio, lo vede, quindi l'amministrazione è meno incentivata a fare di queste cose. Perché quando c'è trasparenza, quando c'è informazione, quando i cittadini vedono con mano quello che succede con le risorse, l'amministrazione se ne guarda bene dall'utilizzarle per i propri scopi, perché c'è lì il cittadino che fa da cane da guardia e che pretende di... Ovviamente sta anche nell'amministrazione poi lo saper spiegare bene. Quindi, insomma, questa può essere una delle criticità del bilancio partecipativo, nel senso che ci vuole veramente la volontà dell'amministrazione di portare avanti un progetto serio che non sia semplicemente demagogico. Quello è il problema fondamentale, secondo me. Quella parte della coscienza anche. E coscienza non ce n'è più, però. Sì, è partita. Abbiate pazienza, ma che coscienza? Io voglio solo aggiungere un particolare che sta nei meccanismi del bilancio partecipativo, però un bilancio comunale grosso modo per l'80-85% è già destinato, nel senso che sono costi fissi, costi di gestione ordinaria, non possono essere messi in discussione. Quello che si tratta sono quel 10-15% che sono gli interventi migliorativi, quindi costi fissi in un comune non sono giusti, quindi si tratta di cifre sempre molto ridotte, quelle su cui i cittadini possono intervenire. In questo caso mi pare aver capito che una parte di queste cifre sono state messe nelle mani dei cittadini, l'altra parte invece vengono decise, probabilmente anche dei fondi regionali o nazionali o europei, vengono decise secondo una programmazione che c'era già stata. Ovviamente l'evoluzione potrebbe essere quella che nel momento in cui la partecipazione aumenta, sempre più fondi, cioè anziché gestire l'1% o lo 0,5% possono gestire il 15% dei fondi rimanenti. Si vedrà. Speriamo. Sarebbe bello. Speriamo. Da noi. Esatto. Certo. Allora, arriviamo quasi alla fine, non vi dilungo oltre. Allora, questo è semplicemente un flash delle proposte che sono arrivate alla votazione finale dei cittadini. Queste sono le proposte a livello cittadino. Quindi abbiamo avuto nuovi arredi per la scuola primaria, la manutenzione di un centro sportivo. Una delle proposte più strutturate è stata il fornire le divise e gli strumenti musicali per il corpo musicale cittadino.
la manutenzione e il rifacimento della stazione centrale cittadina, che era messa veramente male, e la manutenzione la sistemazione del centro di aggregazione giovanile, insomma, per fare un luogo nuovamente operativo di ritrovo. Queste invece sono le proposte che sono emerse a livello di quartiere cittadino. Allora, tra queste la proposta vincente è stata quella del parco giochi alle Cascinette alla fine, quindi tra queste 5 proposte che sono state portate al voto ha vinto parco giochi alle Cascinette. Invece di quelle a livello cittadino, allora questo è quello che è successo a livello di proposte. Il dato eclatante è che siccome dietro alla manutenzione del centro sportivo c'era un'associazione molto forte, questa è riuscita a convincere molti cittadini a portare a livello di proposta la propria proposta, che aveva ricevuto appunto 189 consensi da parte dei cittadini, mentre per esempio gli arredi della scuola primaria erano solamente portati avanti da 30 cittadini. Il rifacimento della stazione invece è stato portato avanti, è stato votato inizialmente da 102 cittadini. Cosa è successo invece quando le proposte sono tornate al voto, quindi dopo tutta la fase di progettazione, fattibilità tecnica, abbiamo avuto questo risultato che è disarmante. Il centro sportivo ha ottenuto solamente 398 voti nella fase finale. La stazione è stato il risultato vincente perché è passata a 560, quindi era il progetto che veniva recepito in modo più forte dai cittadini, e la scuola è stata la seconda classificata con 486 voti. Come? E invece era l'ultima. Quindi quando le proposte tornano a voto ai cittadini, e i cittadini però hanno la possibilità di esprimere 3 preferenze, perché se avessero avuto la possibilità di esprimerne solo una, probabilmente si sarebbe ripresentato lo stesso problema di cammellaggio. Quindi la sconfitta delle lobby praticamente. La sconfitta delle lobby. Hanno vinto i cittadini che addirittura non si erano organizzati, che erano quelli che portavano avanti il progetto della stazione. Questa vabbè semplicemente messa in scala Quindi questo invece è il nuovo progetto come lo stiamo portando avanti quest'anno. Sono sempre 4 fasi, ci piace articolarle intorno a 4 fasi, dove c'è sempre fase di informazione con distribuzione massiccia di guide e di, questa volta, le schede della proposta e della segnalazione di problemi. Sono schede che non sono nominali, quindi i cittadini possono compilarne quante vogliono. Sul sito abbiamo già caricato oltre 200 proposte. Sì, dopo vi do il sito del... Qua purtroppo non c'è la connessione, quindi non ve lo posso mostrare, altrimenti vi avrei mostrato tutto il database su cui stiamo lavorando. La fase 2 invece, quest'anno abbiamo deciso di inserire un coordinamento di cittadini che è fatto di cittadini delegati. Quindi i cittadini potranno esprimere potranno esprimere 3 preferenze per 3 persone diverse, relative per ognuna ad un'area tematica. Quindi non si tratta di un delegato che viene delegato per portare avanti tutti i progetti, ma si tratta di un delegato specifico che porta avanti tutte le proposte che rientrano in una determinata area. Quindi c'è area mobilità, c'è area sicurezza, c'è area ambiente. Il delegato porta avanti quelle, e quando si siederà insieme agli altri suoi 20 concittadini, perché i delegati sono 21, noi ovviamente seguiremo tutto il processo, ci sarà bisogno della facilitazione, perché bisognerà anche costruire il metodo decisionale che si costruirà ovviamente insieme ai cittadini, perché saranno i delegati principalmente a decidere come saranno le modalità per portare avanti le loro discussioni, i loro ordini del giorno. Quindi saranno loro poi a decidere come aggregare queste proposte, se è possibile aggregarle, oppure quali sono quelle invece da portare avanti. Quindi abbiamo 21 delegati che lavorano per 4 mesi su tutta questa marea di proposte e che lavorano con noi associazione e con gli uffici tecnici, perché gli uffici tecnici si impegneranno invece a decretare la fattibilità tecnica, giuridica ed economica delle proposte che verranno costruite nel tempo dai delegati. I delegati non sono pagati. I delegati non sono pagati e sono delle persone che devono rispettare... Sì, sono dei cittadini volontari. Di solito sono i cittadini che portano avanti una proposta, però noi li sleghiamo dalla proposta che portano avanti, perché la loro proposta dovrà essere portata avanti insieme a tutte le altre proposte. Agli incontri del coordinamento, peraltro, sono pubblici, a porte aperte, quindi saranno invitati tutti i cittadini che vorranno partecipare. Questo è un modo anche perché il coordinamento non prenda alcuna decisione. Il coordinamento ha l'obbligo di comunicare ordine del giorno e date di incontro di ogni sua riunione. Quindi i cittadini saranno informatissimi su quello che verrà fatto e portato avanti dei delegati. E i delegati
potranno lavorare insieme o potranno dividersi in commissioni per discutere delle determinate tematiche, ovviamente sempre sotto la nostra supervisione. L'obiettivo è quello di far capire ai cittadini come portare avanti queste esperienze, perché noi vorremmo, a partire dall'anno prossimo o fra 2 anni, a non metterci più mano. Questi devono essere processi che diventano interiorizzati dai cittadini e che i cittadini portano avanti loro in automatico. Per questo ci sono vari organi. Oltre all'organo dei delegati abbiamo un gruppo di supporto che è formato da tutti i cittadini volontari, che in questo caso possono essere politici, non politici, iscritti a partiti, quello che vogliono, che è il gruppo di cittadini che organizza tutte le attività del bilancio partecipativo e che si configura con l'amministrazione nell'organizzazione di tutte le tempistiche del processo e che poi bada a tutte le attività come per esempio la distribuzione delle schede, finisco un attimo, per esempio la distribuzione delle schede, la raccolta delle schede, cioè la gestione del sito e tutte queste altre cose. Quindi la fase 3 è segui e interagisci proprio perché i cittadini possono seguire le riunioni del coordinamento, però possono anche interagire con loro, sono tutti invitati ovviamente a dire la propria e a partecipare. I delegati non devono essere iscritti a partiti politici, non devono aver ricoperto la funzione di delegato l'anno precedente, quindi questo per quando si ripeterà e se si ripeterà il bilancio partecipativo l'anno successivo. Abbiamo definito tutto un corpus di regole che adesso è racchiuso all'interno di una carta della partecipazione che abbiamo costruito noi associazione insieme all'amministrazione. Ma tu eri l'associazione qual è? Associazione Centro Studi per la Democrazia Partecipativa. Abbiamo elaborato questa carta della partecipazione per adesso solamente con l'amministrazione per una questione di facilità nel gettare giù all'inizio insomma la bozza e quello che è il regolamento perlomeno di quest'anno per dare un indirizzo. La carta adesso al più presto verrà messa online per essere commentata ed emendata dai cittadini, quindi i cittadini un giorno al ciclo successivo di bilancio proporranno le loro modifiche che verranno approvate dal comitato di garanzia, che invece è l'organo neutrale, che è costituito da cittadini che non devono essere iscritti a partiti politici, non devono far parte di nessuna associazione, non devono ricoprire nessun incarico dirigenziale o direttivo all'interno di enti pubblici, quindi sono delle persone che non devono avere nessuna commissione con nessuna aggregazione di potere. Saranno 5 persone, di cui comunque ci sarà una rappresentanza politica, perché ci sarà un consigliere di maggioranza e un consigliere di opposizione. Gli altri 3 cittadini saranno scelti da una lista di persone che si candideranno, saranno estratti a sorte e dovrà esserci necessariamente un minore di 26 anni e la composizione dovrà essere almeno dovrà essere per 3/5 costituita da donne. Questa è stata una scelta un po' di principio, quindi non c'è nessuna motivazione dietro che possa essere relativa al... E infine abbiamo la quarta fase, che è la fase di scelte di voto. Le proposte tornano al voto dei cittadini, ancora non sappiamo quante saranno perché sarà una decisione che prenderà il coordinamento insieme al comitato di garanzia, e i cittadini avranno poi la possibilità appunto di votare queste proposte. Breve parentesi, le risorse messe a disposizione quest'anno dovranno essere minimo il 10% dei fondi che sono destinati alle spese in conto capitale, quindi tutte le spese che sono destinate agli investimenti, il 10% dovrà essere dato ai cittadini. Questo l'abbiamo fatto perché i comuni in questo periodo sono in uno stato di veramente scarsità di risorse. Il patto di stabilità e le nuove disposizioni dal governo centrale sono veramente feroci, quindi non sappiamo ancora a quanto ammonterà la quantità di denaro che verrà data ai cittadini, e l'abbiamo fatto per scongiurare il pericolo che si è presentato l'anno scorso. Lavorando sull'avanzo di bilancio possono presentarsi delle esigenze che obbligano il comune ad utilizzare quell'avanzo per cose che sono prioritarie. Quello che è successo è che dei 150.000 euro che dovevano essere distribuiti tra 2 progetti, di cui 50.000 per fare il parco alle Cascinette, progetto di quartiere, e 100.000 per la stazione, in realtà sono stati impiegati solo 7.000 euro per fare una specie di collage della stazione. Questo non si deve più presentare, non deve più succedere. Quindi il fatto che le proposte cioè le risorse disponibili devono ammontare al minimo il 10% delle risorse destinate agli investimenti, obbliga poi la proposta vincente ad essere inserita nel bilancio preventivo. Una volta che viene inserita nel bilancio preventivo e il bilancio preventivo approvato, la proposta si realizza. L'obiettivo è quello di arrivare a delle proposte che possano stare al di fuori del bilancio preventivo, quindi essere approvate spese che non sono destinate solamente agli investimenti, ma che possono essere delle proposte anche di spesa corrente, quindi della gestione ordinaria del comune,
E per questo motivo abbiamo dato la possibilità ai coordinatori di poter elaborare delle proposte, di cui poi l'ultima parola c'era l'amministrazione, che sono delle proposte che non devono comportare delle spese particolari, perché abbiamo avuto per esempio un bel progetto che è partito l'anno scorso dai cittadini di Cernusco Lombardone, che sono stati un gruppo di anziani che si sono organizzati per fare la manutenzione del parco pubblico. Hanno detto: noi abbiamo il tempo, non abbiamo niente da fare, ci teniamo a mettere a posto questo parchetto, quindi chiediamo al comune che ci compri semplicemente il furgoncino e 2 attrezzature per mettere a posto il parco. Quindi si trattava di una spesa intorno ai 15.000 euro. Ovviamente nella situazione in cui siamo ora anche 15.000 euro comportano un esborso eccessivo, però insomma ci sono dei comuni che a volte dedicano, come per esempio anche Cascina quest'anno ha dedicato 350.000 euro al bilancio partecipativo, l'anno scorso era 1 milione di euro, quindi quando ci sono in gioco risorse così vaste ci sembra inopportuno che non possano trovare una considerazione anche delle proposte marginali, ma che in realtà comportano un costo molto minore per l'amministrazione rispetto all'affidamento in gestione ad una società esterna. E invece qua abbiamo una cosa che è autogestita, un affidamento in house, diciamo, ai semplici cittadini del comune che se la sentono di fare una cosa per la propria città. Ultima slide, queste sono le novità che abbiamo introdotto, ma di cui vi ho già spiegato tutto quanto. Nel sito web peraltro c'è anche la possibilità di organizzare una discussione su ogni proposta, quindi come su Facebook ci può essere i sostenitori, gli likes e la possibilità appunto di mandare avanti una discussione. Di mettere degli allegati, quindi se per esempio c'è un progetto già concreto con tutti i conti, tutte le cose, per esempio a Cascina l'anno scorso è stato presentato il progetto di una pista ciclabile che era molto inferiore rispetto al progetto di pista ciclabile che aveva elaborato il comune, era più completo, metteva in connessione più posti ed era presentato da un comune cittadino che si era semplicemente preso la briga di metterlo su. Quindi l'allegato può essere messo online a disposizione di tutti quanti. Questa è una piccola fotografia del layout del sito, che è www.canegratepartecipa.org. Grazie a tutti, questa è l'ultima slide. Vi ringrazio per aver accompagnato. Abbiamo finito? Se qualcuno vuole fare una domanda? No, io più che una domanda faccio una considerazione molto personale, da ospite cittadino italiano, perché sono sardo. Da 50 anni sono cittadino italiano provvisorio. In attesa di... No, io velocemente, lodevole iniziativa, sinceramente ottima, però io parto da un inciso che fare politica è servire e gestire la cosa pubblica. Se noi riuscissimo a moralizzare la politica, ahimè, il bilancio partecipato sarebbe il surplus. Adesso sembrerebbe quasi sostitutivo delle mancanze della gestione della res pubblica, perché obiettivamente i risultati sono lampanti, presumo. Insomma, oggi fare politica sembra quasi un'imprenditoria personalizzata dove tu, bene o male, ti collochi e noi elettori, ahimè, quando abbiamo il potere decisionale continuiamo a farci del male, dove abbiamo persone 50 anni, 60 anni e non si capisce perché comunque a parte adesso che sono nominati i deputati, ma quando potevamo scrivere i nomi erano sempre quelli, cioè, quindi è una forma interessante, ma secondo me in questo momento storico sembra quasi sostitutiva della mancanza di risposte della politica vera. Non so se riesco... In realtà noi lo intendiamo come una democratizzazione della democrazia. E poi mi spaventa, riavvicinamento. Tu all'inizio hai parlato di uguaglianza, questa parola mi spaventa un po', perché abbiamo avuto esempi di pseudo-uguaglianza, ultimamente abbiamo la Corea del Nord che sarebbe la culla dell'uguaglianza, ma per chi legge non mi sembra, no? La Cina ormai ha perso tutti i meandri del comunismo perché è il paese più capitalista del mondo ormai, gli Stati Uniti sono sempre gli Stati Uniti, l'Europa non si capisce che cos'è più. L'ultimo baluardo di democrazia partecipata, passami il rubo, sarebbe la Svezia, Norvegia, Finlandia, ma anche lì c'è qualche problema ultimamente.
E quindi la mia conclusione è: va benissimo, però mi spaventa la sostituzione a quello che deve fare effettivamente la politica. A me convince. L'unico modo dal basso. Cioè, comodo nella cabina elettorale. Lo so, però ovviamente sembra. Ma non è una sostituzione, perché si tratta del fatto che È uno sviluppo. i politici hanno l'obbligo, secondo me, di dover dialogare in modo più strutturato con i cittadini. Il punto è che non esistono attualmente dei canali che consentano al cittadino che non fa parte di interessi organizzati di portare la propria voce all'interno di una decisione politica. Quindi gli strumenti di democrazia partecipativa servono principalmente a questo. L'obiettivo è quello di rimettere in connessione il mondo della politica col cittadino comune, perché il processo partecipativo obbliga all'apertura dei canali decisionali e obbliga soprattutto alla trasparenza e al dialogo. Quindi l'amministrazione deve rendere veramente conto al cittadino, che però non è il fruitore di un'informazione passiva, ma è un cittadino che si interessa, un cittadino che ha sotto mano tutte le informazioni disponibili ed è un cittadino che sicuramente può prendere. È giusto che poi i politici per adesso ancora si riservino degli ambiti decisionali, ci mancherebbe, no? I cittadini, forse noi cittadini non siamo ancora pronti nemmeno ad introdurci esattamente in tutti gli ambiti decisionali della politica. Un conto è decidere di alcune risorse di bilancio, un conto è decidere una linea politica che deve essere adottata su lungo termine. Il punto però è che... Aspetta, l'ultima cosa e chiudo. Faccio una provocazione proprio a tutti. Quanti di noi leggono i bilanci comunali dei paesi dove vivono? Ma se anche se li leggessimo cosa capiremo? No, aspetta. Scusate. Quanti di noi guardano le determinazioni dei nostri comuni? A chi vanno i soldi? A chi danno i soldi? Io li guardo per la perché ci fidiamo dell'opposizione. La delega. Il problema è la delega, perché il sindaco rappresenta il cittadino, quindi non tutti i cittadini, ma una parte che... va bene, tu sai per esempio come mai non abbiamo ancora la metropolitana di superficie, lo sai perché non l'abbiamo? In linea generale, in generale. Perché si vorrà fare volevo avvertire che c'è un buffet, possiamo parlare ancora dopo, mangiamo si parla. Così siamo anche più rilassati, si chiacchiera di più. Se volete favorire, grazie a voi e grazie a Progress che ha organizzato l'incontro.